Troviamo adesso un'altra procedura per tanti versi tanto più semplice. Clicca strassina, versiamo i nostri motori di ricerca ed eserniamo immagine e stavolta eserniamo grande, vediamo dopo il perché. Vede questa, clicca strassina e anche un'altra, clicca e strassina, versiamo le nostre immagini in tale 9 e vediamo a dimensione intera e salviamo in una cartella nostra, vediamo un nome, Galepin, un nome a caso, se può dargli ovviamente i nomi che si vuole. Vediamo, versiamo anche questa a dimensione intera e salviamo e rinominiamo stavolta, così che non manco confusione. E una volta che abbiamo fatto uso un certo numero di somiglie o di immagini che saremo massa grande per essere pubblicate sulla pagina del Galepin, versiamo l'image size con impostazione che abbiamo da in pixel, largo 500, alto 450. Poi i nostri file, insciapo e estrasiniamo e muoviamo nell'area predisposta. In pochi secondi il nostro image size produce immagini nuove e ridimensionate. Sappiamo le vece, buttiamo via e se teniamo le nuove ovviamente le dimensioni giuste. Di queste potremo fare vari usi. Uno, per esempio, quello di buttarle su un server remoto, versiamo il nostro FileZilla, programma di FTP, e sul nostro spazio remoto versiamo una cartella nuova e diamo nome a caso, Galepin, ovviamente si può versare quante cartelle che si vuole, si può dargli i nomi che si vuole. Sappiamo i nostri file dalla nostra cartella locale e estrasiniamo in quella remota. In qualche secondo il nostro FileZilla e butta su al server le nostre somiglie dimensionate giuste e pronte da essere adoperate come somiglie sul web, da linkare alla nostra pagina di inserimento.